Eccoci di nuovo qui, a distanza, dopo una settimana, per un saluto e qualche pensiero da condividere. Nei giorni scorsi ho sentito alcuni di voi via WhatsApp o tramite mail e ringrazio chi ha avuto il coraggio di esporsi, di porsi fuori, per tentare anche di rispondere a quelle 3 domande che vi ponevo la settimana scorsa. Che cos'è la felicità? Che cosa significa per me essere felice? Qual è la strada che Gesù mi indica per essere davvero felice? Domande, tante domande, in questi giorni silenziosi, a volte interminabili. Noi siamo sempre alla ricerca di risposte, ma ci dimentichiamo dell'importanza delle domande. In questo tempo di deserto quaresimale, io me ne sto ponendo davvero tante di domande. Anche quella domanda straziante che più volte voi stessi a lezione avete posto anche a me. Perché il male? Potremmo concretizzare e attualizzare. Perché questo male del coronavirus? Perché tante vite spezzate? È una domanda che fa male, perché ci trova sempre impreparati, nonostante i tanti libri letti, nonostante gli studi fatti. Ricordo di avervi mostrato qualche tempo fa un libro prezioso dal titolo Quando il male ci interroga. Per trovare una risposta al perché, devo lasciarmi interrogare dal male. Lo stanno facendo i ricercatori, i medici, gli infermieri, i volontari, anche alcuni di voi, impegnati a debellare questo nemico invisibile. Lo stanno facendo coloro che ci governano, nel tentativo di affrontare l'emergenza e di darci un po' di sicurezza. Lo stanno facendo i malati, lottando contro la malattia con tenacia. Anche i nostri rappresentanti di istituto, che con audacia hanno lanciato la campagna di raccolta fondi a sostegno del reparto di terapia intensiva. Lo state facendo tutti voi, con i vostri professori, nell'impegno quotidiano a non abbandonare l'aula, rendendola reale pur nel virtuale. Lo stiamo facendo anche come Chiesa, domandandoci che testimonianza stiamo offrendo della tenerezza di Dio e della sua vicinanza all'uomo in questo tempo. Che cosa ha da dire la nostra fede in questa situazione? Il male ci interroga, ma la risposta noi ce l'abbiamo, anche se facciamo fatica a renderla attuale, concreta. La risposta è il bene. Quel bene che determina il personale sanitario a rischiare la propria salute per servire gli altri. Il bene della vita che pulsa nelle vene dei malati e dice non mollare. Il bene comune che dovrebbe ispirare chi ci governa e amministra. Il bene della solidarietà e della fraternità che muove tanti gesti di volontariato. Il bene dell'educazione, della cultura e della responsabilità al proprio compito. Il bene di chi si fa prossimo con una telefonata, un gesto di aiuto, una canzone condivisa dalla finestra. Il bene più grande, quello della Pasqua di Gesù, che sempre ci ricorda che il male non può avere l'ultima parola e rende possibili tutti i nostri beni. Mi auguro che anche voi, cari ragazzi, tiriate fuori le domande che avete dentro. Formulatele e ponetele ai vostri professori. Insieme si possono trovare le risposte, ma tutto parte dalla domanda, anche la fede. Tirate fuori la carica di bene che vi caratterizza e spendetela. Ne riceverete almeno altrettanto, perché nulla di ciò che viene donato va perduto. Oggi celebriamo la festa di San Giuseppe. Lui si è posto tante domande e ha cercato le risposte insieme a Dio. Facciamo anche noi così. La domanda è preghiera. Prima di salutarvi, vi chiedo di fare bene gli auguri ai vostri papà nel giorno della loro festa. E se con qualcuno di loro il dialogo si è interrotto per n motivi, approfittate di questi giorni per provare a riallacciarlo. Ne vale la pena. Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi. Concludo condividendo con voi un bel testo che mi è stato inviato da un amico.
Potremmo intitolarlo scherzosamente #Io resto a casa. A me è piaciuto molto, spero anche a voi. Ve lo leggo. Io resto a casa, Signore, ed oggi mi accorgo che anche questo me lo hai insegnato tu, rimanendo in obbedienza al Padre per 30 anni nella casa di Nazareth, in attesa della grande missione. Io resto a casa, Signore, e nella bottega di Giuseppe, tuo e mio custode, imparo a lavorare, ad obbedire, per smussare gli spigoli della mia vita e approntare un'opera d'arte per te. Io resto a casa, Signore, e so di non essere solo, perché Maria, come ogni mamma, è di là a sbrigare le faccende e a preparare il pranzo per noi tutti, famiglia di Dio. Io resto a casa, Signore, e responsabilmente lo faccio per il mio bene, per la salute della mia città, dei miei cari e per il bene di mio fratello che tu mi hai messo accanto, chiedendomi di custodirlo nel giardino della vita. Io resto a casa, Signore, e nel silenzio della mia Nazareth mi impegno a pregare, a leggere, a studiare, a meditare, ad essere utile con piccoli lavoretti per rendere più bella e accogliente la nostra casa comune. Io resto a casa, Signore, e al mattino ti rendo grazie per il nuovo giorno che mi doni, cercando di non sciuparlo e accoglierlo con stupore come un regalo e una sorpresa di Pasqua. Io resto a casa, Signore, e se a sera mi prenderà un po' di malinconia, ti invocherò come i discepoli di Emmaus. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Io resto a casa, Signore, e nella notte, insieme ai tanti malati, alle persone sole, attenderò l'aurora per cantare ancora la tua misericordia e dire a tutti che, nelle tempeste, tu sei stato il mio rifugio. Io resto a casa, Signore, e non mi sento solo e abbandonato perché tu mi hai detto: io sono con voi tutti i giorni. Sì, è soprattutto in questi giorni di smarrimento, Signore, nei quali, se non sarà necessaria la mia presenza, raggiungerò ognuno con le sole ali della preghiera. Ciao ragazzi, ci vediamo la settimana prossima.